vandalici a Mestre, di nuovo in Viale San Marco, dove i ladri sono tornati a colpire lo stesso palazzo di pochi mesi fa. Viviamo da carcerati, così il prete di Carpenedo. Smantellato traffico internazionale di droga con spaccio nel nord-est, 18 gli indagati e 3 arrestati. In manetta anche un veneziano. 2 degli arrestati devono rispondere anche di tentato omicidio. Una giornata di lutto cittadino per ricordare le giovani vite che si sono spezzate nelle ultime settimane. A San Donà giovedì sarà il giorno del dolore. Droga, armi, estorsioni, raffica di arresti e sequestri da questa mattina tra le province di Venezia e Padova nell'ambito dell'operazione Coop dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un piombino è stato sparato a Mestre contro l'auto dell'avvocato Matteo D'Angelo, noto in città anche per il suo impegno sociale e legale. Ha presentato denuncia, si indaga tutto campo. Terza spaccata in pochi mesi all'impianto sportivo di Alvise a Venezia. A dicembre il Movimento 5 Stelle chiedeva venisse rafforzata la sicurezza della struttura comunale. Falso dipinto del Tiepolo sequestrato dalla Guardia di Finanza di Venezia, indagati 2 trevigiani. Si tratta del presunto autore del falso e colui che lo avrebbe posto in vendita. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli, ma in primo piano però il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera, che riguarda le accise e la benzina alle stelle. Colpa del governo? Se invece per voi è colpa del governo dovete rispondere sì, quindi lo vedete in verde il numero 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo, il rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera, Ring. E dunque la cronaca, nuova raffica di furti e atti vandalici a Mestre e sempre in Viale San Marco, dove i ladri sono tornati a colpire lo stesso palazzo di pochi mesi fa. Viviamo da carcerati, così il prete di Carpenedo. È blindata, super blindata, ha provato di nuovo un paio di volte e siamo riusciti ad aprire. Non c'erano le mandate, che noi quando andiamo via diamo le 3 mandate, era aperta. Nuovo assalto a Mestre in Viale San Marco in un'abitazione al civico 104A, lo stesso dove soltanto 3 mesi fa, a fine settembre scorso, un altro appartamento venne letteralmente svaligiato dai ladri, allora come ora nella brevissima assenza dei proprietari. Stesso copione, se non fosse che in quest'ultima infrazione l'ultimo tabù in materia di sicurezza è stato abbattuto, il Defender, cioè la borchia in acciaio montata a protezione del cilindro della serratura bloccata dall'interno. Sono riusciti a aprirla tranquillamente senza né rovinarla né sforzarla. In casa desolante lo scenario, vestiti sparsi dappertutto, cassetti aperti, armadi messi letteralmente sottosopra. Hanno tirato fuori tutto, hanno rotto scatole, scatoline che trovavano di cellulari, ma non c'era nulla. Hanno solo, posso dire, prelevato 400 euro che hanno in una bustina di contante. Gli ori li ho da un'altra parte, in una cassetta di sicurezza, quindi non hanno trovato oro. La Mara scoperta ieri al rientro dalla montagna dal lungo ponte dell'Epifania. Non c'erano né impronte né niente. Io ho anche la telecamera lì, ha rilevato dei movimenti. Il fatto nella notte tra sabato e domenica scorse alle 3:30 del mattino. E sempre a Mestre ieri alla chiesa di Santi Gervasio e Protasio un nuovo tentato assalto alla cassetta delle elemosine, trovata però vuota dai ladri su scelta del parroco Don Gianni Antoniazzi, che stanco dei furti a raffica, l'ultimo il 1° gennaio, a soli 2 giorni dal precedente raid, dice: viviamo da carcerati. Così succede che viviamo noi in qualche modo da carcerati, perché in effetti, secondo la legge italiana, in questo momento non ci sembra di essere tutelati dalle persone che sono poco educate. A rincarare la dose anche l'ultimo atto vandalico, sempre al quartiere Retusa, laterale di Viale San Marco, con la rottura del leone di San Marco in marmo del peso di oltre 100 kg. A denunciarlo proprio l'artigiano, che soltanto ieri aveva subito la spaccata con tombino alla pasticceria della figlia in via Bissuola. Il leone rubato è riapparso così, in frantumi. A Capodanno non rubano le sue case, diciamo, degli anziani, ma gente che lavora, che sacrifica una vita per farsi qualcosa, tu entri e tu desfi una vita.
Smantellato traffico internazionale di droga con spaccio nel nord-est, 18 gli indagati e 3 arrestati, in manette anche un veneziano. 2 degli arrestati devono rispondere anche di tentato omicidio. Fiumi di droga, per lo più cocaina, un traffico di stupefacenti che coinvolgeva tutto il nord-est, quello sgominato dalla squadra mobile di Padova che insieme ai colleghi di Udine, Trieste, Gorizia, Rimini e Milano hanno eseguito 18 misure cautelari. 3 indagati risultano anche coinvolti in una sparatoria avvenuta nel giugno del 2021 ad Ibiza in cui rimase ferito uno chef originario di Napoli. L'indagine ha inizio 2 anni fa, nel gennaio del 2021, quando vengono intercettate le conversazioni tra un 33enne di Abano Terme e un suo coetaneo di Tarvisio. I 2 stanno cercando un nuovo canale di spaccio e lo individuano in un 42enne di Fiesso d'Artico, titolare di una ditta di Limena, che si avvale dell'aiuto di un 38enne albanese residente a Rubano. Nel corso dei mesi i poliziotti, seguendo queste persone, riescono a documentare spostamenti di ingenti carichi di droga, marijuana, hashish e cocaina. Tra i corrieri viene individuato anche un 52enne padovano che trasportava la cocaina in un'autofficina di Artegna in provincia di Udine, gestita da un 47enne di Osoppo, ritenuto essere uno dei custodi della droga. Il traffico di stupefacente accertato riguarda circa 109 kg in tutto, di cui 47 sequestrati. La droga avrebbe fruttato sul mercato circa 7 milioni di euro. Lo stupefacente arrivava via mare, un carico di almeno 10 kg stava per essere trasportato in camion dal porto di Brindisi alla ditta di Limena, mentre nelle intercettazioni gli indagati a fine 2021 parlavano addirittura di far arrivare 100 kg di cocaina dal Centro America via Belgio. Nel novembre del 2021, durante un blitz, i poliziotti padovani sono riusciti a recuperare anche un libro mastro. Oltre alle 18 misure cautelari sono state effettuate 24 perquisizioni domiciliari tra le province di Padova, Trieste e quelle di Torino, Verona e Brescia. Ed ora la tragedia di San Donà, una giornata di lutto cittadino per ricordare le giovani vite che si sono spezzate nelle ultime settimane. A San Donà giovedì sarà il giorno del dolore. Il Comune ha invitato tutti per un minuto a sospendere le attività. Si ricorderanno non solo le vittime dell'incidente di domenica sera, ma anche Giorgio Conte, quindicenne, morto prima di Natale. Abbiamo voluto dare un segno di vicinanza a tutte le famiglie e su questo in qualche modo stimolato e sostenuto anche da buona parte della comunità che in diversi modi sta cercando di farsi vicino, insomma. Un minuto di silenzio e la sospensione di tutte le attività alle 10 del mattino. Giovedì sarà il giorno del dolore a San Donà di Piave. Il sindaco Andrea Cereser lo aveva preannunciato subito dopo la tragedia di domenica sera, costata la vita ad Alessandro Polato e Maria Chiara Guida, 23 e 20 anni, morti nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano con altri 3 coetanei e un guardrail alle porte della città. Tutte le manifestazioni pubbliche programmate, prevede l'ordinanza pubblicata in giornata, saranno quindi fermate e verrà esposta a mezz'asta la bandiera del comune, un segno di raccoglimento che è stato disposto anche per ricordare altre 2 giovani vite spezzate. Soltanto nel fine settimana la morte di Nicolò Roberti, 32 anni, trovato esanime in casa forse per un infarto, faceva l'operaio Nicolò che lascia una moglie e una figlia piccola. E poi Giorgio Conte, il quindicenne morto il 21 dicembre, astronascente della rugby San Donà e studente alla scuola edile di Treviso. Il nulla osta ai funerali che si terranno domani mercoledì alle 14:30 in Duomo è arrivato solo nei giorni scorsi. Per la sua morte sul registro degli indagati sono finiti 8 medici dell'ospedale di San Donà, tutti quei professionisti che tra il 15 e il 16 dicembre si erano occupati del suo caso. Il ragazzo arrivò in pronto soccorso con un forte mal di testa, ma a seguito di un attacco con esito negativo venne rimandato a casa, salvo poi essere ricoverato il giorno dopo in condizioni critiche e portato poi a Padova. Un'indagine allargata in modo da dare a tutti i sanitari la possibilità di difendersi con un legale e un consulente medico. Nell'epigrafe i genitori Eleonora e Roberto ringraziano gli operatori del reparto di terapia neurochirurgica dell'ospedale di Padova. Le offerte saranno date in beneficenza. Giorni difficili per le famiglie coinvolte e l'intera comunità. È un periodo diciamo brutto, perché anche visto gli avvenimenti passati, sì, non è proprio un bel periodo. Un periodo un po' strano in cui sono più le domande che uno si fa rispetto alle risposte che magari cerca di trovare.
Intanto proseguono le indagini per accertare le responsabilità dello schianto di domenica sera, dove hanno perso la vita Maria Chiara Guida e Alessandro Polato. I 3 amici sopravvissuti non sono ancora stati sentiti. A finire sotto la lente anche la strada, da sempre oggetto di proteste. All'uscita della messa serale nella parrocchia di San Pio X sono i più anziani a ricordare quei giovani che non ci sono più. Maria Chiara Guarda e Alessandro Polato potevano essere i loro figli. I nipoti guardano l'epigrafe di Alessandro, i cui funerali sono previsti giovedì. Scuotono la testa, l'amarezza è tanta e anche gli interrogativi. Non so cosa dire, perché li ho trovati bambini e adesso sono giovanotti. Lo conoscevo solo di vista, mi diceva ciao, mi diceva... Cioè, puoi immaginarsi quanti ragazzi gravitano qua, tra scout, ACR. A cercare di dare una risposta in queste ore sono i carabinieri del comando di San Donà, coordinati dalla procura. L'ipotesi di reato resta quella di omicidio stradale, anche se i sopravvissuti, compreso il ragazzo alla guida, non sono stati ancora sentiti in maniera formale. Quello che è certo è che il pretest alcolimetrico ha dato esito negativo. Si attendono ora i risultati definitivi dell'esame tossicologico, ma i sospetti sono quasi tutti concentrati sullo stato del veicolo, sulla capacità di aderenza degli pneumatici sulla strada imbevuta di acqua dopo un lungo periodo di siccità, sulla strada stessa, da tempo oggetto di proteste. Via Lungo Piave Superiore è un tratto di competenza della città metropolitana. Ritengo che sia un atto dovuto, per cui credo che in tutte le situazioni in cui si arriva ad avere una o più vittime, come in questo caso, valutare anche il profilo delle responsabilità è nella norma, per cui ci saranno anche queste verifiche come è giusto che sia. E penso anche che sia anche colpa di questa crisi, che magari non si fa manutenzione alle macchine, non riusciamo neanche a mantenere le macchine. Potrebbero anche fare qualcosa in più per i giovani, perché penso che questi incidenti sono anche causati perché le macchine magari non riesce a cambiare le gomme. Anche le strade non è che sono messe bene, dal punto di vista sono danneggiate in più parti. Certo questo non sarà la causa, penso, perché c'è tanti fattori, la velocità può essere stata, la distrazione, qualsiasi cosa può essere successo. Continuiamo con la cronaca: droga, armi, estorsioni, raffica di arresti e sequestri da questa mattina tra le province di Venezia e Padova. 11 indagati, di cui 8 da questa mattina ai domiciliari nelle province di Venezia e Padova per spaccio di stupefacenti. Dalle prime ore di oggi, infatti, i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, supportati dai comandi provinciali competenti, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale del Riesame di Venezia nei confronti di questi 11 indagati a vario titolo, oltre che per spaccio di droga, anche per altri reati, nell'ambito dell'indagine denominata Hope, che in inglese significa speranza, indagine dalla quale emerge in particolare la storia di un 42enne pregiudicato di Noale, non colpito dalle odierne misure, ma già sottoposto a misura cautelare per questi fatti, per possesso cioè di 1 chilo di cocaina. Nei suoi confronti il Tribunale di Venezia all'epoca aveva disposto il sequestro per equivalente di denaro di veicoli, imbarcazioni e altri beni di lusso per oltre 170.000 euro, ritenuti frutto dello spaccio. Altro sequestro rilevante è quello avvenuto nel febbraio 2020, quando, nell'ipotizzata disponibilità di uno degli indagati di oggi, venne trovato ulteriore stupefacente, documenti in bianco, provento di furto ed un vero e proprio arsenale di 4 fucili, 11 pistole, 2 panetti di esplosivo da oltre mezzo chilo ed una mitraglietta con silenziatore. Un piombino è stato sparato a Mestre contro l'auto dall'avvocato Matteo D'Angelo, noto in città anche per il suo impegno sociale. Probabilmente è stata una bravata, ha detto D'Angelo, dopo aver presentato denuncia, ma resta comunque un fatto inquietante. Non fa vivere tranquilli la consapevolezza che qualcuno possa spararti con un'arma, perché di fatto è un'arma.
da qualche parte, o per gioco o per chissà cosa, per noia. Di tentativi di furto rompendo il finestrino dell'auto ne aveva già subiti diversi, ma trovare la carrozzeria forata da un piombino sparato da chissà chi e chissà perché in via Dante non è stata una bella sorpresa per Matteo D'Angelo, avvocato mestrino molto noto in città anche per la sua attività nel sociale. Ne depone a favore delle attività che si svolgono a Mestre al calar del sole. Tendo ad escludere che sia qualcosa dovuto alla mia professione o al mio impegno civile nelle varie associazioni, sia cittadine che nazionali, perché insomma c'è abbastanza letteratura che dimostra che se qualcuno vuole fare qualche avvertimento lo fa in altre modalità. Il caso comunque è arrivato anche in regione. I consiglieri del PD Veneto, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis, hanno espresso solidarietà all'avvocato D'Angelo, definendo l'atto l'ennesima riprova che Mestre necessita di una difesa a tutto campo per ristabilire un livello dignitoso e decoroso del vivere quotidiano. Secondo D'Angelo, l'esclusione di un movente politico professionale non rende comunque il fatto meno inquietante. Credo piuttosto che sia una pericolosissima bravata, ecco, di qualcuno che o dalla finestra o per la strada si diverte a sparare a chissà cosa, se alle targhe o se a qualcosa in movimento con dei pallini purtroppo di piombo. Ecco, questo è abbastanza allarmante perché non è un bel segnale. Terza spaccata in pochi mesi all'impianto sportivo di Sant'Alvise a Venezia. A dicembre il Movimento 5 Stelle aveva portato la questione in Consiglio Comunale chiedendo fosse rafforzata la sicurezza della struttura che è comunale. Quello che succede è che alcuni delinquenti entrano e vanno a spaccare poi le macchinette, quelle del caffè, cercando dei soldi che alla fine non ci sono veramente pochi. Tant'è che il gestore ha dovuto togliere le macchinette. Il problema è che questi delinquenti entrano dal parco e poi per entrare nella struttura rompono le porte di sicurezza. A Venezia le spaccate colpiscono anche le proprietà comunali, come avviene con una certa costanza alla piscina Costantino Reyer, al Parco Groggia di Cannaregio. Quello del fine settimana è stato infatti solo l'ultimo di una serie di colpi dal bottino modesto, se non addirittura nullo, ma dai danni ingenti, sommando le diverse incursioni attorno ai 15.000 euro. Tanto che dopo una spaccata a dicembre, la consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Wiesmann aveva portato il caso in comune. Avevo presentato una mozione proprio all'interno della sessione di bilancio quando si sono svolte le votazioni per il documento unico di programmazione, dove la stessa amministrazione nelle linee guida parla di maggiori sicurezza in quei parchi dove si riscontrano criticità. Che fine ha fatto poi quella mozione? La mozione è stata bocciata con la motivazione che era tutto sotto controllo, che erano al corrente della situazione, quando invece l'altro ieri c'è stata questa ulteriore spaccata. La bassa stagione del turismo non ferma l'attività dei borseggiatori a Venezia, dalla stazione ferroviaria all'area di San Marco, sono ancora all'opera, soprattutto nel fine settimana. Mi auguro che il ministro Nordio prenda in mano subito la situazione, perché altrimenti ci troveremo nel giro di un paio di mesi con un disastro assoluto di furti, di borseggi, di spaccate. Rimpazzata con forza da Jesolo, la notizia del mancato arresto di 2 ladri colti in flagrante in assenza di denuncia della vittima, come previsto dalla riforma Cartabia, colpisce anche a Venezia. Soprattutto chi come Monica Poli si batte da anni contro la piaga dei borseggiatori che quotidianamente affollano la città. La situazione è drammatica anche alla sera verso le ore 18 in Piazzale Roma. C'è una banda di uomini molto tosta, però non c'è nessuno, non c'è presidio. Non c'è presidio. Oltre che consigliere della municipalità di Venezia Murano e Burano, Monica Poli è attiva con l'associazione Cittadini Non Distratti, un gruppo di volontari che monitorano quotidianamente la città e hanno schedato decine e decine di borseggiatori e borseggiatrici che non mollano anche in periodi in cui il flusso turistico si attenua. Stazione completamente scoperta. Non ci sono forze dell'ordine. Io ho constatato di persona verso le 16 che all'incirca 10 borseggiatrici giravano indisturbate borseggiando turisti e residenti. Falso dipinto del Tiepolo sequestrato dalla Guardia di Finanza di Venezia, indagati 2 trevigiani.
Sequestrato l'Apollo con lo scudo, un falso dipinto attribuito al Tiepolo. Sul mercato da almeno 3 anni era stato più volte venduto e ricomprato, ma era appunto un falso e riprodotto nel 1950, così dalle analisi al carbonio effettuate. La Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione su ordine della Procura di Treviso al sequestro del falso dipinto e che vede ora 2 persone indagate, entrambe residenti a Treviso, ovvero il presunto autore del falso e colui che lo avrebbe posto in vendita. L'elemento peculiare che ha insospettito i finanzieri è stata la presenza di più accrediti di autenticità rilasciati sotto forma di relazioni peritali da esperti d'arte defunti, certificazioni che spesso sono utilizzate da falsari e trafficanti d'arte per autenticare dipinti di pregio o comunque per nasconderne la dubbia provenienza. Lutto nel mondo dell'imprenditoria, si è spento all'ospedale di Campo San Piero dove era ricoverato da qualche giorno Antonio Toni Tommasini, aveva 89 anni. È morto ieri sera all'ospedale di Campo San Piero Antonio Tommasini. Aveva 89 anni. Toni Tommasini, come tutti lo conoscevano, la maggior parte dei quali trascorsi nel centro commerciale Tom, che da lui aveva preso il nome. Con la moglie Lina a Santa Maria di Sala aveva aperto uno dei primi centri commerciali negli anni 70. Nel 2016 alla pensione la decisione di vendere il centro commerciale, che passato di mano in mano era fallito nel 2021, per riaprire lo scorso autunno come centro Nico. Antonio Tommasini viveva a Villanova di Campo San Piero, così il ricordo del sindaco Cristian Bottaro, un capitano d'impresa. L'amministrazione comunale saluta con profonda riconoscenza e stima questo grande uomo. Grande successo del Panevina a Malamocco, l'andamento delle faville ha però previsto un 2023 nel segno dell'incertezza. È rientrato a Venezia il livello di allerta per inquinamento da polveri sottili. Si è così potuto celebrare regolarmente e in sicurezza a Malamocco l'antico rito del Panevin, grazie all'associazione radiantistica Malamocco presieduta da Matteo Pistorello. Centinaia le persone presenti, grandi e piccoli, un falò dalle dimensioni più contenute per rispetto delle prescrizioni indicate, ma comunque del valore altamente simbolico. Ricorda l'antica tradizione del falò la ricercatrice culturale Deborah Gusson. I roghi di inizio anno si svolgevano e si svolgono ancora in varie parti d'Italia. Qui in Veneto prendono il nome di Panevin. Si ricollegano ad antiche tradizioni rurali a carattere divinatorio e propiziatorio. Spettava all'anziano del paese poi interpretare i significati racchiusi all'interno del fumo e delle faville. Rispetto all'andamento preso appunto da queste, si poteva capire se l'anno sarebbe stato buono o cattivo. Al Lido di Venezia, per assistere all'antico rito, sono arrivati anche dal centro storico Palestrina e dalle altre isole della laguna, distribuiti 40 kg di pinza, innaffiati da 40 litri di ottimo vin brûlé, bagigi e biscotti a volontà per i bambini. Le faville hanno indicato nel 2023 un esito incerto, quindi qui a Malamocco quest'anno si è svolto un Panevin e le faville sono andate verso l'alto. Come sarà quindi il futuro? Sarà sicuramente tutto da scrivere con delle scelte ponderate. Questa manifestazione è indirizzata soprattutto ai bambini che un giorno porteranno avanti questa antica tradizione. E questa era la nostra ultima notizia, ovviamente vi lasciamo le nostre previsioni del tempo, fra qualche minuto il telegiornale di Treviso. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. La pressione torna a diminuire temporaneamente per l'arrivo di una modesta perturbazione che toccherà in parte anche il nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 11 gennaio. Sul Veneto la giornata sarà all'insegna del sole, ma dopo una mattinata e un primo pomeriggio con il bel tempo, il cielo si coprirà ovunque e verso sera arriverà anche qualche pioggia sparsa. Temperature in calo, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con qualche addensamento. In serata poi non si escludono dei piovaschi.
Temperature minime tra 0 e 4 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento con locali precipitazioni di sera e neve dai 600 metri circa di quota. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 5-7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.